Bentrovati amiche e amici di Teletutto, terzo appuntamento con Centro Anch'io speciale storia della televisione italiana. In ogni puntata un programma appunto che è stato significativo nel panorama televisivo italiano. Oggi raccontiamo un programma degli anni 60 e lo facciamo con una persona che negli anni 60 ancora non era nata, vero? Ero nato nel 56. Aveva 4 anni nel 1960. Come si chiama lei? Giovanni. Lei Giovanni di dov'è? Città o provincia? Provincia Castelmella. E di che si occupa? Io sono pensionato. Bene, da molto tempo Giovanni? È da 10 anni. E prima che faceva? Prima facevo l'alesatore in un'officina meccanica. Bene, quindi un'esperienza di officina e di lavoro Importante, sì. impegnativa. Adesso non si ricorda manco più cos'è il lavoro. No, mi viene in mente ancora qualche cosa, però avendo lavorato 42 anni nello stesso posto, qualcosa ti rimane. Immaginiamo. Però è meglio così. Bene Giovanni, allora anni 60, io adesso le do una serie di indizi. Quando lei pensa di aver indovinato di che programma stiamo parlando, che poi tra poco tra l'altro approfondiremo con la consulenza del professor Simonelli, mi blocca, va bene? Allora, stiamo parlando di uno sceneggiato poliziesco che andò in onda sul canale nazionale, perché ancora non c'era uno dei due del canale nazionale, negli anni 64-65 e poi fino al 72. E le dico questo no? Tenente Sheridan? No, le do ancora una possibilità. Aspetti che adesso capisce. George Joseph Christian Simenon. Maigret, bravissimo, regia di Mario Landi, ascolti altissimi. Andreina Pagnani interpretò il ruolo della moglie del commissario e il protagonista fu Gino Cervi. Esatto, stiamo proprio parlando delle inchieste del commissario Maigret. Tra pochissimo dopo la sigla, grazie. Centro Anch'io. Bene professor Simonelli, il nostro Giovanni si è lanciato con il tenente Sheridan. No, Sheridan è un'epoca precedente, quando ancora bisognava ambientare i gialli polizieschi in America, perché non stava bene dire che in Italia ci fossero dei delitti. Non c'erano delitti. Allora c'era questo commissario della polizia di San Francisco. Che non è di San Francisco, era un Valdolai che era sardo. Invece Maigret è un grande punto di svolta, perché c'è tanto questa ascendente letterario che Simenon, che è una scoperta, perché insomma Simenon non era considerato, come oggi noi lo consideriamo, uno dei grandi narratori del Novecento, era considerato un autore di genere che la Rai invece fa scoprire in tutta la sua profondità, perché il vero tema è il tema del male, il tema del delitto, il tema di comprendere le radici vere del male, che è un argomento di grande profondità. Vediamo un pezzetto del commissario Maigret. Calma, cosa c'è? L'Usignolo ha cantato? No, non ancora, capo, non ancora, però con me ci mancherà poco, verrà che... Oramai dico, su, andiamo, non fare quella faccia. Non ha cantato neanche con la birra, niente. Ma che... Portalo qua allora, vediamo un po'. No, aspetta, fammi piacere. Ordinami qualche sandwich col prosciutto, una birra grande. Benissimo. No, anzi 2, Sì, come vuole, però scusi se mi permette, adesso cerchi di non viziarlo troppo. Ma che c'entra, che sono permesso. E abbiamo rivisto il suo grande interprete Gino Cervi, molto amato. Molto amato da Simenon. Simenon disse che di tutte le versioni cinematografiche, televisive, che ce ne furono diverse, ne sono state poi ancora, il più bravo, il più adatto a leggere Maigret era proprio Gino Cervi. E poi questa è stata una grande epopea. Una cosa che forse pochi sanno, ma bene, sapete chi era il funzionario Rai che si occupava di questa versione di un testo letterario anche per certi versi imbarazzante, delicato? Era niente meno che Camilleri. Quindi insomma la storia che poi andò avanti con Camilleri, con i suoi commissari, nasce forse lì, perché l'impatto con un grande scrittore come Simenon e con il bisogno di creare un personaggio televisivo lo poteva fare forse solo un genio come Camilleri. E ce l'hanno fatta con pregevoli risultati. Grandissimi risultati, le sigle famose, la sigla cantata da Luigi Tenco, fu uno dei grandi sceneggiati proprio per la qualità anche della scrittura televisiva.
molto anche registrato anche in interno, in molti interni. Va bene, grazie professor Simonelli, appuntamento alla prossima con un altro evento, programma televisivo. Grazie, arrivederci.